si trova nella pianura padana, che è uno dei luoghi più inquinati d'Europa a livello atmosferico. Le manifestazioni sono tantissime persone con gli stessi ideali che lottano per il proprio futuro. Noi stiamo stilando una dichiarazione di emergenza climatica che verrà presentata al Comune di Treviso a breve. Manifestiamo per difendere il pianeta, per i nostri figli e i nostri nipoti. Ci vogliono fatti, non parole. Che indifferenti sono in tanti e bisogna far capire che bisogna un problema di tutti. Buonasera e ben ritrovati. 20:10, abbiamo visto solo pochissime ovviamente immagini di una giornata, di una mattinata che ha visto scendere in piazza tantissimi giovani e non solo giovani, un po' in tutto il Veneto, uno dei Fridays for Future, così vengono chiamati, la marcia contro il cambiamento climatico per sensibilizzare insomma sul tema ambientale. Allora noi partiremo da questo, oggi come sempre ci agganciamo all'attualità, poi parleremo anche di altre tematiche, ma ovviamente è una giornata importante per questo, per tornare a parlare del clima, dell'ambiente e anche delle polemiche che ci sono, insomma il dibattito che c'è sulla strumentalizzazione o meno di questa tematica. Lo facciamo questa sera con il senatore Giovanni Endrizzi, buonasera. Buonasera a voi. Movimento 5 Stelle, con l'onorevole Raffaele Varatto, buonasera. Buonasera a voi. Forza Italia. Allora, un primo sguardo, insomma, molto sintetico ovviamente nella nostra copertina iniziale, che effetto le ha fatto, senatore? Beh, ho visto dei ragazzi sorridenti, sereni, decisi, ma che non stavano facendo manifestazioni folcloristiche, erano molto attenti, seri, preoccupati nei contenuti. E questo mi smuove perché se loro sono scesi in piazza anziché andare a scuola significa che gli adulti non hanno fatto il loro dovere finora. Quindi io lo sento come un monito, come anche un'accusa implicita, ma anche come un contributo importante in termini di idee. Mi è piaciuto il fatto che abbiano detto noi stileremo un documento perché le loro volontà si traducono poi su qualcosa che rimane e rimane per noi come mandato. Il titolo della nostra puntata è provocatorio, ma è anche il titolo un po' del sondaggio che abbiamo lanciato in questa giornata di oggi, perché il dibattito è aperto comunque su queste manifestazioni, sulla figura di Greta Thunberg, che come sapete insomma è una figura che fa discutere molto. Allora molti si chiedono, ha senso questo, è questo che serve per protestare oppure comunque c'è bisogno anche di questo? Io credo non dobbiamo guardare la figura di Greta ma le parole che dice, perché altrimenti siamo come quelli che di fronte a un saggio che indica la luna guardano il dito. E per manifestare in strada secondo lei può servire comunque? Ha un senso? Sicuramente sì. Noi dobbiamo uscire un po' dai nostri luoghi privati. Dicevo anni fa che l'umanità fa un progresso non perché un gruppo di parlamentari del Movimento 5 Stelle arriva a Roma, ma se milioni di italiani fanno un passo in più per allontanarsi dal divano. Ecco, questo è un esempio di ciò che serve che i cittadini si riapproprino della politica manifestando la loro volontà e chiedendo soluzioni direttamente. Onorevole Varatto, lei come li ha visti questi ragazzi, come li vede queste manifestazioni? No, sicuramente è molto sensibili al tema, anche perché è inutile nasconderci, il clima sta cambiando, purtroppo anche quello che sta succedendo lo dimostra. Una volta erano degli eventi che erano come tutti eravamo abituati, erano eventi che capitavano chissà ogni quando. Oggi purtroppo certi eventi che portano anche, oltre a creare danni forti, anche alle volte alle distruzioni, e sono davvero molto... Abbiamo visto anche vicinissimo a noi con la tempesta Vaia, insomma. Esatto. Stavo proprio dicendo anche questo che è successo. Però io credo fondamentale che questo non venga strumentalizzato. Lei pensa che sia strumentalizzato? Mi auguro assolutamente di no, anche perché sennò creeremo ancor più un danno. Allora che il tema
sia davvero di attualità, sia una cosa assolutamente importante per tutti, ma soprattutto per le future generazioni, ma anche per noi, perché come dicevo poc'anzi quanto frequente sono queste situazioni, però io credo assolutamente che bisogna anche nel contesto trovare delle soluzioni importanti a livello, sicuramente noi guardiamo per noi a livello nazionale, però a livello anche mondiale. Però se ci guardiamo anche a livelli di territori, senza penalizzare le imprese, perché alle volte poi per trovare delle soluzioni magari facciamo peggio la soluzione del danno che magari provoca. Allora io credo che la soluzione vada assolutamente trovata. Ci vorrà del tempo e la politica, chi amministra, deve sedersi a un tavolo per risolvere il problema, non per creare di spot che non portano da nessuna parte. Qui credo che non serva guardare il colore politico, perché credo che il problema sia di tutti, per i territori, per i cittadini, ma soprattutto per le future generazioni. Ecco, quello dell'ambiente è uno dei punti cardine, insomma, del Movimento 5 Stelle, insomma, dell'iniziativa del Movimento 5 Stelle. In questi 14 mesi di governo, nei 14 mesi precedenti, cosa non siete riusciti a fare insieme alla Lega e cosa magari potreste fare con il PD? Credo che abbiamo fatto poco per valorizzare questa tematica sul piano economico dell'occupazione e dello sviluppo. Prima il collega parlava di non penalizzare le imprese. Noi dobbiamo sapere che dai cambiamenti climatici tutto il settore agricolo in Veneto rischia di essere fortemente penalizzato. La riduzione, la contrazione di ghiacciai e la diminuzione delle precipitazioni nevose comporta al momento del disgelo un venir meno di quella fonte di mantenimento delle ricche falde acquifere che abbiamo. Abbiamo visto la preoccupazione degli agricoltori nella zona di Piazzola del Brenta all'idea che si possa pescare di più per le carenze idriche, abbassando la falda e quindi impoverendo i raccolti. D'altra parte penso che anche in altri settori come quello artigianale e industriale si possono avere molti posti di lavoro riducendo l'inquinamento, sviluppando le nuove tecnologie verdi, e dunque abbiamo la riduzione di un danno da una parte e dall'altra lo sviluppo invece di benefici. Sono quelle politiche win-win, cioè dove tutti vincono, nessuno perde, che credo che anche il collega volesse, a cui volesse fare riferimento poco fa, dicendo lo dobbiamo fare con un occhio attento all'economia. Tutto questo in un Veneto che però resta ai primi posti per il consumo di suolo. Questo è un altro elemento, per esempio, che ci riguarda proprio da vicino. Questa è un'altra pecca. Sì. Come si può ridurre questo? Le scelte vanno fatte? Purtroppo quando c'è stato lo sviluppo che ha portato del bene in questo territorio, perché non bisogna assolutamente dimenticarlo, però si è costruito probabilmente senza rispettare, oltre che un territorio che era un territorio davvero che cresceva probabilmente in quel periodo a dismisura, ma magari cresceva e qualcuno guardava solo le proprie tasche piuttosto che guardare il futuro. Alle volte noi siamo miopi. Quando vediamo anche oggi, si è detto collega, per quanto riguarda l'agricoltura, noi dobbiamo guardare, se vogliamo crescere anche a livello agricolo, non sempre guardare a una cultura, perché questo momento va forte, ma bisognerebbe anche spaziare e guardare oltre, altrimenti se creiamo una monocultura rischiamo che fra qualche periodo andrà in crisi e crolla magari il beneficio per tutti quanti. Questo è successo nel passato a livello artigianale e industriale. Noi abbiamo costruito a dismisura dappertutto, senza magari avere un occhio riguardo, creando zone industriali nei territori piuttosto che nei comuni e basta. Allora, parliamoci chiaro, abbiamo costruito troppo, abbiamo costruito male nel passato. Io non voglio assolutamente incolpare nessuno, perché anch'io ho fatto il sindaco e sapevamo tutto, tutti quanti, quando costruivi le casse del comune era un vantaggio, certo, per le casse del comune, allora non guardavi magari il futuro. Purtroppo è stato un errore, anche perché abbiamo visto con quel periodo di crisi che purtroppo non abbiamo ancora passato,
quanti capannoni vuoti. Forse se costruivamo meglio e avevamo a livello artigianale industriale un po' di visione più ampia, forse avremmo meno capannoni vuoti e qualche azienda che avrebbe magari più vantaggi. Purtroppo quello non è stato fatto. Non facciamo gli stessi errori perché abbiamo l'esempio del passato. Secondo lei in Veneto come si può cambiare marcia sul consumo di suolo? Beh, innanzitutto abbiamo da valorizzare centri storici che hanno ancora una potente attrattiva sul piano turistico, ma comunque valorizzare il recupero dell'esistente, perché questo ci porta a mantenere i posti di lavoro nell'edilizia e diremo a migliorare la qualità anche di vita delle persone, riducendo il consumo degli spazi verdi residui, che ripeto non sono solo diciamo agricoli ma anche legati alla salute dei cittadini. Noi sappiamo che una città con più alberi è più salubre, più fresca, più gradevole e anche più bella per i turisti che ci vengono. Adesso parliamo di una cosa importante che riguarda sempre la regione. Volevo un attimo lasciare per un attimo la questione ambientale, ma è un altro argomento molto importante che magari non trova la stessa esposizione mediatica della questione ambientale, ma ha dei numeri impressionanti in negativo che sono terribili anche per il Veneto. Parliamo della ludopatia, del gioco d'azzardo. Ci sono importanti novità a livello regionale e ci sono dei numeri che dimostrano ancora una volta come nonostante tutto, nonostante la sensibilizzazione, la piaga c'è ed è in costante aumento. Beh, in provincia di Treviso i dati recenti pubblicati giusto ieri, credo, ci dicono un aumento del 35% di queste patologie. Chiamiamole col nome giusto, cioè disturbo da gioco d'azzardo. Un disturbo psichico può diventare gravissimo e non è, come posso dire, non nasce per caso, non è legato a fatalità, come una volta si pensava pure della droga, nasce dal fatto che noi esercitiamo una pressione sulla salute dei cittadini. Le dipendenze sono caratterizzate da questo fatto, non hanno una causa singola, ma dipendono dall'interazione di 3 fattori: uomo, soggetto, sostanza, ambiente. Vuol dire che io di fronte a una droga, poniamo il caso, o all'alcol, alle sigarette o all'azzardo, posso ammalarmi, lei no, in questo ambiente. Può accadere che in un altro ambiente avvenga il contrario. Poniamo il caso delle nostre periferie degradate, come ci sono per esempio a Roma, ma anche al Veneto. Poniamo il caso di province come quella di Rovigo, dove è l'unica, la provincia di Rovigo, sotto la media nazionale per reddito, l'unica del Veneto. Bene, la provincia di Rovigo si azzarda il doppio di tutte le altre. Allora significa che noi stiamo agendo in maniera indiscriminata sulle debolezze costituzionali di un territorio e delle persone. La nostra Costituzione dice che non è possibile farlo. Io sono deluso dalla legge regionale veneta, profondamente deluso, perché c'era una grande occasione di copiare l'esempio del Piemonte. Il Piemonte ha detto: abbiamo una pressione eccessiva, dobbiamo proteggere la salute. Dal 2012 il decreto Balduzzi ha detto che si dovrebbe evitare la vicinanza dell'offerta di azzardo ai luoghi sensibili come scuole, chiese, luoghi di aggregazione, ospedali. Poi a livello nazionale il decreto non è arrivato, il decreto attuativo, le regioni sono intervenute in surroga. Cosa ha detto il Piemonte? Bene, a distanza di 300 metri da questi luoghi non ci può essere azzardo, se c'è gli diamo un tempo per adeguarsi. Dopodiché deve spostarsi o l'attività chiude. Cosa ha fatto il Veneto? Ha detto 300 metri per i centri abitati sotto un certo numero di abitanti, 500 al di sopra di questa soglia, ma quello che c'è ha diritto di rimanere. Ora noi abbiamo un mercato, quello delle slot machine per esempio, saturo, ne sono state tolte il 33% recentemente e si è avuto un decremento della raccolta solo del 5%, vuol dire che erano rami secchi, era un mercato ormai saturo, strasaturo, e l'esistente rimane dov'è. Io questo non lo posso accettare. In più si limita in maniera incostituzionale dal mio punto di vista l'autonomia degli enti locali nel momento in cui un sindaco dice: all'entrata a scuola, a pranzo, a cena, le persone devono tornare a casa, le macchinette chiudono. Questo non sarà più possibile, interverrà
la regione a dire come devono regolarsi i sindaci. Questo non è decentramento, non è una politica per le autonomie locali. Dice che insomma, invade la possibilità di decidere. Allora vediamo proprio un servizio su questo realizzato qualche giorno fa dalla nostra redazione, che riguarda sia i numeri ma anche quello che possono fare i sindaci, insomma, contro questa piaga. Sono in costante e continuo aumento i dati che riguardano le ludopatie. Nel 2015 in Veneto si registravano 1.761 casi, saliti a 1.903 nel 2018. Trend simile anche nella Marca, dove dai 310 soggetti trattati dall'ULSS nel 2015 si è passati a 354 nel 2018, mentre nei primi 6 mesi del 2019 le persone prese in cura sono già 243. Le fasce d'età maggiormente interessate, quelle dai 45 ai 59 anni e quella degli ultimi 65 anni. Dati che spingono i comuni del Trevigiano ad operare su 2 fronti, quello della prevenzione e delle ordinanze. Disciplinare quegli aspetti tipo le distanze, tipo gli orari di apertura che sono importanti per cercare di contenere questo fenomeno, ma anche tutta la parte della prevenzione, dell'informazione. Ordinanze che in passato però sono state oggetto di ricorsi, anche in tal senso l'Associazione dei Comuni della Marca sta intervenendo. Predisporre degli schemi di regolamento e di ordinanza che siano poi uniformi su tutto il territorio e che tengono conto anche dell'orientamento giurisprudenziale, cioè di quello che i giudici hanno deciso in casi nei quali sono stati impugnati questi regolamenti. Finora, ed è un esempio eclatante è quello del comune di Montebelluna, questi ricorsi sono stati puntualmente respinti. Se da un lato ci sono i comuni con gli strumenti a loro disposizione, dall'altra ci sono i servizi per le dipendenze delle ULSS. I servizi sono lì perché sono al servizio e quindi per aiutare anche a dipanare situazioni ambigue. Stiamo avviando anche un sito web sul quale ci sarà una parte proprio dedicata alle famiglie. Allora, la pubblicità e poi torniamo su questo argomento. Allora, rieccoci in diretta con 20 e 10, siamo partiti dal clima, siamo arrivati però anche a un'altra piaga che però non riguarda i giovani, riguarda però soprattutto una fascia che abbiamo già purtroppo visto, quella dei 45-50 anni, insomma la fascia lavoratori o quella fascia lì, anche poi pensionati. Il gioco d'azzardo, allora abbiamo visto dei dati. Le armi dei sindaci sono le ordinanze, allora si cerca di fare in modo, ad esempio nella Marca Trevigiana, di fare almeno delle ordinanze uguali e cercare l'ordinanza che non si può impugnare, che può vincere contro qualsiasi ricorso, ma poi voglio dire è sempre un'arma spuntata. Certo. No, io credo che davvero questo è un problema grave, anche perché oltretutto diventa un costo per la comunità. Certo. Per cui credo che chi amministra e chi ha il potere di legiferare su questo argomento lo debba fare in maniera assolutamente seria e che vada verso i cittadini, anche perché sappiamo che questo invade le famiglie, diventa davvero un problema sociale, come diceva bene il collega prima, per cui io credo che bisogna davvero stare molto attenti. Allora, non si può assolutamente dare dopo la colpa a chi viene per primo, che è un sindaco, che si trova magari come la palla per primo, perché sappiamo benissimo che il sindaco è quello front office che si cata per primo, e queste problematiche purtroppo vanno sempre più verso chi è il primo, no? Allora dobbiamo o dare la possibilità al sindaco di poter decidere, perché non si può dare al sindaco solo scaricare i problemi, oppure bisogna assumersi le responsabilità, le proprie responsabilità, ma in maniera seria. Non si può sempre dire ma io fin qua potevo arrivare, e non anche perché su questo chi legifera può davvero fare la parte da leone. E fare la parte da leone non vuol dire
fare gli interessi di pochi e dare le disgrazie a tanti e soprattutto a chi è più debole, perché qui le disgrazie vanno ai più deboli, a chi magari ha problemi di lavoro, che già è un problema, a chi magari ha un problema in famiglia, che già è un problema e diventa più grosso, e così sicuramente non si risolve. Non è un caso che siano, come diceva poi il senatore, le fasce magari nelle periferie dove c'è più crisi, allora, uno cerca... o davvero prendiamo il problema in maniera, prendiamo, come si dice, il coro per le corna, oppure se ogni volta facciamo questo paese un problema ancora più grosso di quello che è, senza voler risolverlo e far finta di risolverlo, perché davvero qui bisogna guardare anche la propria coscienza. Io credo che questo sia assolutamente importante per chi amministra, perché chi amministra deve fare il bene dei propri cittadini, così non lo facciamo assolutamente. Senatore, è solo un problema di giurisprudenza, cioè nel senso chi nel mercato, insomma, chi ha le slot machine, chi ha chi vende, ha dalla sua parte delle norme che gli consentono, oppure cioè, molte problematiche nascono proprio da questioni legali, prettamente legali. Ma ci vuole la volontà politica, perché da un punto di vista giurisprudenziale l'Europa ha già detto che il settore dell'azzardo non può vantare libertà di stabilimento perché è un settore a rischio e quindi sono legittime le limitazioni del mercato, purché appropriate, da parte degli Stati membri. La giurisprudenza italiana ci dice che la libertà di impresa non può soverchiare il diritto alla salute, anzi è vero il contrario, che cede il passo al diritto alla salute. A livello locale i nostri prefetti veneti hanno mandato delle circolari indicando per esempio che si rientra in quegli equilibri descritti prima nel servizio, cioè in quella certezza di essere, diremo, blindati rispetto ai ricorsi, se si lasciavano aperte 8 ore ai servizi di offerta d'azzardo. La legge regionale dice che i sindaci possono chiudere al massimo per 6. Ora, sull'orario di apertura di un tabaccaio io posso dire che questo potrebbe anche essere sufficiente, ripeto, a proteggere l'entrata e uscita da scuola, il pranzo in famiglia e la cena e il riposo notturno. Ma negli orari di grandi sale slot, sale bingo, VLT, aperte 24 ore su 24, 6 ore di chiusura non mi ottengono questo risultato. Allora la legge è stata fatta con molta approssimazione, peggiorando il quadro precedente, dove almeno il sindaco se la vedeva con il TAR e con i suoi cittadini e sapeva qual era il percorso da seguire per non rischiare da un lato e dall'altro. Oggi noi abbiamo il comune di Chioggia in difficoltà perché, lo chiamo praticamente un casinò, perché ha 3-4 piani, bingo, sale slot, VLT, sotto avrebbe i biliardi che rendevano anche gli chiusi perché gli rende più il resto. Certo. Okay? Ecco, quella sala lì come non viene toccata, anzi sono lì a chiedere, c'è la legge regionale, adesso dovete adeguare il regolamento. Non è possibile lasciare i sindaci da soli. Su questo io devo tirare un po' le orecchie anche al governo, ecco, sì, perché noi abbiamo proposto di mettere una normativa nazionale su questo che copra le loro competenze, le difenda come i primi e più vicini rappresentanti dei cittadini, e questo non è accettato. Volevamo dare una tutela... Ma lei parla del governo attuale o del precedente governo? Tutte e due. Ok. Nel senso che io faccio il parlamentare e per me sono un interlocutore, certo. C'è una separazione dei poteri, io faccio le proposte emendative e mi aspetto, spero che qualcuno le accolga. Volevamo fissare una protezione minima per tutti i comuni in Italia, fatta salva la libertà di sindaci di estenderlo in ragione delle caratteristiche del loro territorio. Ecco, questa è una cosa che ci aspetta ancora lì sul tappeto. La speranza è che lo possa raccogliere il nuovo alleato? Beh... Non la vedo molto ottimista. No, io mi rendo conto che su questo abbiamo forti interessi, forti inerzie, anche a livello di attività dei ministeri, e che queste vanno vinte e convinte.
Manifestazioni come quella che abbiamo visto sul clima, fatte sull'azzardo, forse potrebbero essere un buono strumento. Me lo dicevo prima, mediaticamente attira di più l'ambiente, se vogliamo dire, se vuole essere molto più critici, molto più, diciamo, concreti o cinici. È un tema, quello dell'azzardo, che ha una piaga terribile, ma di cui si parla troppo poco. Non mi voglio nascondere dietro un corteo. Certo. Io le mie proposte le faccio e qui nella finanziaria spero che qualcosa di importante possiamo mettere. Se mi permettete un appello, troviamo un'architettura equilibrata, non si possono fare sconquassi, è un settore molto delicato, per molti versi in mano alla criminalità organizzata, certo. Dobbiamo fare attenzione a tanti equilibri, però con il numero delle persone ammalate non è la perdita netta il parametro più direttamente correlato, ma il volume complessivo di giocate, quasi 110 miliardi diciamo 107 per non essere imprecisi, nel 2018. Bene, io vorrei che il governo si impegnasse a dire basta record su record nella raccolta di azzardo, perché 70 milioni di giornate lavorative equivalenti dedicate all'azzardo l'Italia non se le può permettere, e questo guardi un dato del 2012, la raccolta era ancora inferiore. I dati sono terribili, la ludopatia e il gioco d'azzardo, questi dati qua sono veramente terribili, noi li vediamo, ma ecco, quello che intendevo dire prima è che c'è anche forse meno interesse a smuovere qualcosa rispetto per esempio all'ambiente, purtroppo è così. Visto che siamo quasi in chiusura, ha fatto un accenno prima all'autonomia dei sindaci, saltiamo di palo in frasca. Il ministro Boccia da Zaia qualche giorno fa, lei la vede una possibilità di accelerare sull'autonomia, oppure quei 700 e passa giorni sono destinati a continuare ancora a lungo? 600 giorni dal referendum. Io, a dire la verità, sono sempre stato un po' titubante anche in questa trasmissione, ma anche su Ring. Dicevo anche a chi c'era prima il governo, agli altri colleghi, agli altri partner di governo che c'erano prima, che erano proprio, dicevano di essere promotori, però ricordavo che anche Forza Italia è sempre stata in prima linea per quanto riguarda l'autonomia regionale. Credo che adesso davvero, ma già da prima, non mi sembra che la cosa abbia preso un passo giusto, perché credo che doveva arrivare prima ottobre, dopo novembre, dopo gennaio, dopo febbraio. Oggi abbiamo passato l'anno, mi sembra, e non abbiamo... Però Boccia ha detto che corriamo adesso. Io mi auguro che il nuovo ministro guardi davvero nel senso orario, se vogliamo dirlo, perché visto che i tempi sono passati, nella maniera corretta, anche perché sennò abbiamo preso in giro tutti quei veneti che sono andati a votare, e non sono stati davvero pochi, io parlo per il Veneto perché oggi parliamo di questo, e ci sarebbe la Lombardia, l'Emilia che non è andata a votare, però lo stesso l'hanno messo nel tavolo, per cui io credo che questo argomento si prende in maniera seria e velocemente, altrimenti davvero ancora una volta la politica ha preso in giro i cittadini. Mi auguro che questo governo guardi in maniera forte questo argomento che è di interesse di tutti i veneti di questa regione, ma soprattutto lo faccia in maniera seria e concreta. Dopo sono 23 competenze, non sono le competenze, il nodo è anche quello, ma portiamo a casa quello che si può portare a casa in maniera seria e concreta, altrimenti davvero la gente, se ha ancora quella poca fiducia della politica, va a finire che perde anche quella poca che è rimasta. Lascio l'ultima parola a lei, senatore, proprio su questo, un velocissimo flash. Questa autonomia è interesse di tutti. Certo. Il PD, che è, diremo, il padre della riforma nel cui solco questa autonomia viene richiesta nel 2001, e il Movimento 5 Stelle, che senza se e senza ma ha appoggiato questa richiesta, sapendo che nei milioni di veneti che hanno votato non ci sono, i numeri lo dicono, solo elettori di centrodestra, anzi lo sa anche il PD peraltro, e è interesse della Lega non mettersi, diciamo, in un atteggiamento di benaltrismo, cioè faremo meglio noi domani. Noi abbiamo un traguardo da portare oggi che noi per primi diciamo è graduale, è un primo passo subito per farne un altro subito dopo.
Allora vedremo, magari ci aggiorneremo anche perché insomma la risposta del governo doveva essere almeno un primo passo entro una quarantina di giorni da quell'incontro con Zaia, vedremo. Grazie al senatore Giovanni Endrizzi per essere stato con noi, grazie all'onorevole Raffaele Baratto e grazie a voi per averci seguito, arrivederci.